Cos'è il 4 novembre? La commemorazione dei morti in guerra, in teoria. Per voi invece? Anche per me la commemorazione dei morti in guerra. 4 novembre 66 cosa ti ricorda? 4 novembre 66. 4 novembre 66? Commemorazione dei morti? Alluvione? Niente? Non mi ricordo. Sai perché siamo qua? Credo perché stiamo festeggiando come si delle Forze Unite? No! Le Forze Armate. Delle Forze Armate. Qualcuno vi ha raccontato cosa è successo il 4 novembre del 66? No. 4 novembre 1918, 4 novembre 1966. La vittoria dalla Grande Guerra da una parte, la grande alluvione nella Marca e nel Veneto dall'altra. Ma mentre tutti hanno ricordato oggi con cerimonie un po' in tutta la provincia la fine del primo conflitto mondiale, quasi nessuno ha fatto riferimento alla tragedia accaduta nei nostri territori giusto 50 anni fa. L'unica ad aver richiamato l'attenzione su quei tragici giorni è stato il prefetto, oggi in Piazza Vittoria a Treviso. Oggi, come 50 anni fa, mi piace ricordare una data drammatica, quella della grande alluvione che oltre ai territori di Firenze colpì proprio anche il territorio di questa provincia. E i uomini delle forze armate c'erano e dettero forte supporto in quella che era un momento tragico dei nostri territori, penso ai tanti paesi coinvolti, da quelle che sono state le piene dell'Ivenza, a Motta, del Piave. Una giornata di ricordo per i caduti sul Piave e sul Grappa, ma anche per i tanti che 50 anni fa hanno perso la vita nell'Acqua Granda. E allora le corone d'alloro portate oggi al monumento di Piazza Vittoria erano anche per loro e per quanti, guardando il tricolore, hanno 50 anni fa trovato nella solidarietà di tutta l'Italia la forza per ricominciare.